Tutto pronto per la quinta corsa, si scavalla alla metà del pomeriggio con una prova a reclamare per indigeni di 4 anni, 10 soggetti al via, in una prova in cui c'è un favorito nettissimo nel numero 3 di Grizzo Jet e Marco Stefani. Sono in partenza l'1 Guap MD, Francesco Verzì, 2 Guinness Matley Alberto Garrutto, 3 Grizzo Jet Marco Stefani, 4 Glitter RL Massimo Compagno, 5 Java dei Greppi Lorenzo Talpo, 6 Galileo M Riccardo Pezzatini, 7 Gildi Giri Falco Carmine Piscoglio, 8 Gitana Griff Roberto Vecchione, 9 Gas Gas BFC Maurizio Cheli, 10 Gambler Trio Giuseppe De Filippis. Tutto pronto per il lancio di questa quinta dall'Arcoveggio, macchina che inizia a prendere velocità. Sono partiti. È veloce dal centro dello schieramento Java dei Greppi che prende la testa, al suo esterno Galileo AM, poi Glitter RL a contatto, quindi Grizzo Jet avanti a Guapo MD. Sulla prima curva Java dei Greppi è al comando con al suo esterno Galileo AM che punta in avanti. Esiste Galileo che passa a condurre dopo 200 metri in 15,2. Galileo M in vantaggio su Java dei Greppi, Glitter RL, Grizzo Jet che si scopre, precedendo Gambler Trio in corda Guapo MD avanti a Guinness Matley, poi Gas Gas BFC. 400 iniziali in 34 da parte del leader Galileo M, Riccardo Pezzatini che mette la corsa sul passo per farla pesare al favorito Grizzo Jet che è allo scoperto, 600 metri iniziali passati in 46,2. Numero 9 Gas Gas BFC squalificato. Finisce squalificato Gas Gas BFC che era nelle retrovie, prova ad avanzare allora Gitana Griff per andare a fare una pariglia, trova però anche l'anticipo da parte di Guapo MD e rimane così abbastanza indietro. 800 metri iniziali passati in 1,1,5 dal leader Galileo M che continua in vantaggio, Grizzo Jet si impegna al suo esterno, in corda c'è sempre Java dei Greppi, poi Glitter RL, Gambler Trio e Guapo MD. Chilometro in 1,16,5 per Galileo M che privato del cuffino prova a respingere Grizzo Jet che insiste al suo esterno, Java dei Greppi rimane a contatto, avanti a Gambler Trio a 400 dal palo, la retta di là in 14,6, Galileo M che cerca la difesa, insiste al suo attacco Grizzo Jet, poi Gambler Trio che si scopre in terza ruota, rimane a contatto Java dei Greppi all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Galileo M in vantaggio nei confronti di Grizzo Jet che numero prova a rinnovare 5, gli attacchi, Java dei Gambler Greppi Trio, poi squalificato. Guapo MD sta passando al largo di tutti, Gambler Trio che passa e nel finale viene a vincere nei confronti di Grizzo Jet, mentre per il terzo è stretta tra Galileo AM e Guapo MD finiti in linea. La vittoria di Gambler Trio allo speed 1,15,1, Giuseppe De Filippis per il training di Massimo Chiarini, i colori della scuderia Federica Orlandi, lo speed del 4 anni da Zaren Fass che viene a largheggiare anche nella finale, vince con un paio di lunghezze nei confronti di Grizzo Jet che ha dovuto debellare le resistenze di Galileo M, mentre per il terzo posto Guapo MD all'esterno e Galileo M lungo la corda, sono molto vicini i due, bisognerà andare dal giudice d'arrivo per separare il terzo dal quarto. La vittoria è per Gambler Trio, Giuseppe De Filippis.